Dopo la stipula del contratto con l'impresa Valori Scarl, aggiudicataria dei lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Acragas chiuso dal 2017, ANAS ha convocato lunedì prossimo l'impresa per implementare tutte le attività relative all'esecuzione fattiva dei lavori. Rispetto all'importo complessivo dell'accordo quadro da 30 milioni di euro, 3 serviranno ad intervenire sulle pile dell'Acragas 2, oggi aperto al traffico, con limitazioni. Ma chi è la Scarl? Nel settembre 2012 a ristrutturare la scuola di Metrice, ora distrutta dal sisma, fu il Consorzio Valori Scarl di Roma, un insieme di aziende nato 14 anni fa che riuscì ad accaparrarsi pochi mesi dopo un bando di gara da 18 milioni di euro per costruire le fondamenta di Expo. Ad essere contrari all'investimento su questo asseviario sono l'assessore regionale ai beni culturali della regione Sicilia Sebastiano Tusa, il critico d'arte Vittorio Sgarbi e il presidente nazionale del FAI Andrea Carandini, che la descrivono come un'opera fragile e offensiva del paesaggio, la Valle dei Templi. La recente tragedia di Genova, commentano, ha scosso le coscienze. In tale contesto rivivere anche la memoria delle polemiche che insorsero quando nel 1970 venne costruito il viadotto che collega la città con il quartiere di Villa Seta sul progetto dell'ingegnere Riccardo Morandi. Opera ritenuta utile per collegare gli sfollati della frana della città, ma che allora molti definirono un abuso di Stato ben più grave ed invasivo delle decine di abusi edilizi privati perpetrati nella valle. Nettamente contrapposto invece il pensiero della UIL, che sottolinea come il disastro stradale e infrastrutturale negli ultimi anni ha caratterizzato purtroppo la vita di un'intera provincia, ma finalmente qualcosa comincia a definirsi sulla costruzione del viadotto Acragas, interdetto da quasi 2 anni. Questi disagi, prosegue il sindacato, hanno distrutto gran parte della produzione, dell'economia, della quotidianità dei cittadini per i normali spostamenti lavorativi o di servizi essenziali, quali la sanità.